Un'immagine che è già nella storia di Treviso. Il sindaco al centro di una piazza dei Signori completamente vuota, con lo sguardo rivolto alla torre civica, da dove la marangona, la campana che sin dal Medioevo segnalava il pericolo e gli invasori, scandiva in questo tempo i tragici minuti del bombardamento che il 7 aprile di 76 anni fa sparse il suo carico di morti e distruzioni su tutta la città. E in quella piazza è sembrato che il sindaco sentisse ancor di più l'emozione di rappresentare da solo tutta la sua città che lo abbracciava da dietro le finestre, dentro le case. Ecco perché questo 7 aprile sarà ricordato anche per quel senso di comunità ritrovato proprio nei giorni del distacco obbligato. Le commemorazioni sono sempre importanti perché ci richiamano a ciò che ci accomuna, alla nostra storia comune, alle gioie e alle sofferenze che fanno di noi una comunità, un popolo. E forse in questi giorni adesso vediamo quanto abbiamo bisogno dei valori che cerchiamo, spesso faticosamente, di realizzare insieme. E in questo passaggio del Vescovo Michele c'è tutta la riflessione per questi giorni e questo virus, per chi non ce l'ha fatta e per chi sta ancora lottando sul letto di un ospedale, ma anche per chi con camici e mascherine combatte per strappare ancora una vita alla condanna del contagio. Per tutti loro, nella chiesa di San Francesco si è elevato il canto di preghiera del maestro Francesco Grollo. Un canto per le vittime di quel 7 aprile 44 e per quelle del nostro tempo, che ha sicuramente cambiato la scala dei valori in ognuno di noi. Un pensiero di vicinanza poi va a coloro che temono per il loro futuro, guardano con preoccupazione al futuro perché hanno perso il posto di lavoro. L'auspicio è che ci sia una ripartenza presto e che questa ripartenza riguardi tutti, nessuno escluso. 76 anni fa la guerra distrusse l'80% della città. Oggi il contagio, dopo il tributo di morti, rischia di radere al suolo gran parte del tessuto produttivo. Per questo nel messaggio del sindaco forse è stato questo il passaggio più importante. Treviso sarà sicuramente diversa, ma sarà se stessa. Iniziamo, come diceva San Francesco d'Assisi, a fare ciò che è necessario e poi ciò che è possibile. Ci ritroveremo a fare l'impossibile.